Anche quest'anno il nostro club sta procedendo alla cerimonia di premiazione del poster per la pace. Ogni anno i Lions sono impegnati in questo concorso internazionale per portare all'attenzione dei ragazzi un tema di straordinaria attualità ai noi, quale quello della pace. Oggi abbiamo celebrato la premiazione, abbiamo premiato tutti i ragazzi vincitori dei 3 istituti scolastici che hanno aderito: l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, l'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento e l'Istituto Camilleri di Favara. Un ringraziamento speciale alle dirigenti Langarossa, Lalomia e Monreale di questi 3 istituti scolastici, a tutti i docenti che hanno collaborato con i ragazzi e anche con noi, devo dire, e un ringraziamento speciale alla dirigenza del centro commerciale che ci ha consentito di poter celebrare questa manifestazione all'interno della galleria. Oggi è stato un momento molto bello perché parlare di pace mentre c'è la guerra in vari paesi del mondo, dove ragazzi della stessa età di quelli che sono stati premiati perdono la vita oppure combattono, è una testimonianza di valori alti che possono anche riguardare gli adolescenti. Il lavoro fatto dalle scuole è veramente encomiabile, ma anche il Lions Club con questo impegno costante, annuale, vuole dare testimonianza di un messaggio che deve essere sempre un messaggio di pace contro una guerra ingiusta che nessuno vuole. I miei complimenti al Lions Club Valle dei Templi, a tutti i club della zona 26 che si sono adoperati per questo poster della pace e hanno lanciato messaggi positivi.